La comunità di San Vito al Tagliamento si è stretta attorno alla famiglia di Giovanni Manucci, 56enne, morto tragicamente nel tardo pomeriggio dell'8 novembre scorso nel drammatico sinistro avvenuto lungo la strada regionale 463, nel tratto tra Maiano e San Daniele del Friuli. La notizia, che confermava la sua identità, in poche ore ha fatto il giro dell'intera area del San Vitese, dove la vittima era molto conosciuta. Persona aperta con cui si poteva scambiare sempre quattro chiacchiere, disponibile e attiva nel sociale. Lavorava presso l'azienda Maschio Gaspardo di Mossano al Tagliamento, dove era assunto come impiegato. Giovanni lascia la mamma Giustina e la sorella Barbara. Il ricordo commosso alla nostra emittente del sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava. È una famiglia sua, una famiglia che si conosce perché il papà è stato presidente della SOMSI a San Vito per tanti anni, ha istituito il premio Poesia. Sorella che è attiva, molto attiva, e proprio oggi mi ha scritto il cognato chiedendomi insomma delle cose che vorrebbero fare per ricordare Giovanni, e noi abbiamo dato la disponibilità insomma per quello che si può fare, per quello che può fare il nostro comune per essere il più possibile vicino alla famiglia.